Ed ora ripresentiamo il nostro ospite di oggi, Simone Scarabel, attivista del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo nella provincia di Treviso. Partiamo dalla questione di Casale sul Siro, ovvero dell'insediamento dell'IKEA. Ci si sta dividendo tra la popolazione, tra le istituzioni, tra i favorevoli e i contrari, da una parte i posti di lavoro, dall'altra la salvaguardia del territorio. Voi da che parte state? Noi stiamo come sempre dalla parte prima di tutto del territorio, perché stiamo sentendo comunque i cittadini di Casale e qua parliamo di un'area di 35.000 metri quadrati che verrà cementificata, cioè rubata all'agricoltura, e poi alla fine tutta l'opera globale sarà di 420.000 metri quadrati, che sono 100 campi agricoli che vengono cementificati. Purtroppo non c'è da un'altra parte l'equivalente cemento che viene tolto e ridato all'agricoltura, per cui il giorno dopo, tipo delle alluvioni, la causa principale che viene sempre detta è questa cementificazione selvaggia, e questo è un intervento che va verso quella cementificazione selvaggia, per cui noi siamo contrari da questo punto di vista. Ma in questo momento di crisi, che si stanno perdendo molti posti di lavoro, questa soluzione potrebbe aiutare il territorio? Noi abbiamo un'esperienza molto vicina a Padova, che anche là avevano promesso appunto migliaia di posti di lavoro, che però in realtà si sono di molto ridimensionati all'interno dell'area dell'IKEA, e comunque bisogna tener conto che anche le attività commerciali attualmente presenti, nel momento in cui un polo del genere gli apre da vicino, comunque entrano in crisi. Per cui sì, da una parte c'è gente che viene assunta dall'IKEA, però dall'altro dobbiamo tener conto che c'è qualcuno che magari resta a casa appunto dopo questo intervento. Per cercare di dare risposte ai cittadini, per non fare come di consueto decisioni che poi vengono contestate, qual è il percorso secondo voi che bisogna seguire? Bisogna ascoltare i cittadini. Noi a Casale appunto ci stiamo attivando con tutta una serie di incontri, sia a Casale che a Mogliano e nei paesi limitrofi, e lo stesso dovrebbe fare l'amministrazione. Dobbiamo sempre sentire prima i cittadini, perché comunque siamo noi che viviamo il territorio e siamo noi che dobbiamo decidere del nostro futuro. A proposito del vostro movimento, abbiamo sentito nel servizio in precedenza che si stanno un po' riposizionando tutte le forze politiche anche in Veneto. Per quanto riguarda la vostra forza politica, quale sarà il percorso verso appunto le amministrative del 2012? Noi come sempre ci teniamo fuori da questi giochi, non entriamo in alleanza assolutamente con nessuno, e quando ci presenteremo alle politiche, speriamo nel 2013, andremo come abbiamo sempre annunciato e come abbiamo sempre fatto, da soli. Solo Movimento 5 Stelle, solo cittadini incensurati che non hanno mai fatto politica. Abbiamo visto nel corso delle ultime elezioni regionali in Molise che c'è stata una ulteriore crescita della vostra forza politica. Ciò vi preoccupa, anche perché magari qualcuno potrebbe inserirsi e sfruttare il momento? Questo rischio qua c'è sempre, come tutti i movimenti che nascono. Comunque no, non ci preoccupa assolutamente, anzi siamo positivamente contenti, e secondo noi la gente comincia proprio a rendersi conto che questa politica sta deludendo tantissimo, per cui inizia a guardarsi veramente attorno, a cercare delle facce nuove, soprattutto incensurati, e gente che non va là per rimanere dentro 40 anni, perché uno dei nostri punti fondamentali è massimo 2 legislature, cioè vuol dire dopo 10 anni si torna a fare il proprio lavoro. Non può essere un lavoro a tempo indeterminato il politico, perché altrimenti poi scattano gli interessi personali. Un altro punto a nostro vantaggio è che, essendo cittadini comuni, nessuno ha un conflitto di interesse, cioè il nostro interesse è quello del cittadino comune, per cui... Sicuramente staremo a vedere alla prova dei fatti. Allora, certo. Noi proseguiamo con il giornale, ringraziamo il collega del Movimento 5 Stelle della provincia di Treviso, Scarabelle, e rimaniamo